I camici bianchi della provincia di Agrigento scendono in piazza per dire no alla violenza sul personale sanitario. Una manifestazione silenziosa e toccante contro le aggressioni perpetrate a danno di chi appena un paio di anni fa è stato definito eroe e oggi invece torna a essere il bersaglio di atti violenti e inauditi, come la barbara uccisione del dottore Gaetano Laimo, assassinato nel suo ambulatorio a Favara nel pieno svolgimento della sua attività, o le continue aggressioni nei pronto soccorso, negli ambulatori o nelle guardie mediche. I camici in piazza non per rivendicare azioni sindacali, per rivendicare un maggiore guadagno, ma per chiedere maggiore sicurezza. Maggiore sicurezza perché le aggressioni nei pronto soccorsi, nelle guardie mediche, nei poliambulatori sono sempre più frequenti e quindi è l'ora che il governo, che è l'interlocutore che noi abbiamo, prenda dei provvedimenti. I provvedimenti sono stati presi molto in ritardo e ancora insufficienti, perché è vero che sono aumentate le borse di studio in quasi tutte le specialità, però sono state aumentate quando è scattata questa pandemia del Covid, ma prima si sapeva che dal 2018 al 2025 c'era questa gobba pensionistica e sarebbe stato insufficiente questo numero di specialità. Lo hanno capito dopo, ma non solo lo hanno, ma addirittura però non riescono ancora a fare diagnosi e secondo me terapia per quanto riguarda alcune branche tipo la medicina d'urgenza. Sì, oltre che più sicurezza noi chiediamo la considerazione della gente, perché ci ricordiamo tutti che eravamo tutti diventati degli eroi durante il Covid, salvo a diventare di nuovo oggetto di attacchi di tutti i tipi subito dopo il Covid. Noi non vogliamo né un'esagerazione in un modo né nell'altro. Vorremmo solo ricordare alla gente che il motivo della nostra esistenza è per curare le persone. Se loro pensassero questo, ovviamente noi poi capiamo che dobbiamo migliorarci per quanto riguarda l'organizzazione, per le risposte, per abbattere le liste d'attesa, per dare servizi migliori, e questo va bene. Però sottolineiamo queste cose, ma sottolineiamo anche tutte le cose belle che i nostri sanitari fanno, anche nella nostra provincia. In provincia di Agrigento abbiamo uno specchio dell'Italia in genere o c'è qualche sofferenza in particolare? No, secondo me lo specchio è sovrapponibile al resto d'Italia. Mancano i medici come mancano a Como, come mancano a Firenze, come mancano ad Arezzo, come mancano a Torino, come mancano in Lombardia. Basta guardare il report di lunedì scorso per vedere che la situazione nelle altre regioni purtroppo non è dissimile dalla nostra. Ovviamente non è mal comune, mezzo gaudio, ovviamente non c'è nessun gaudio in questo, ma noi ognuno per la nostra parte dobbiamo fare e i cittadini devono pretendere da noi che facciamo il massimo di quello che è possibile. Alla manifestazione hanno partecipato gli ordini professionali dei medici, dei veterinari, dei biologi, degli psicologi, dei farmacisti, delle professioni infermieristiche e ancora il Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana e la Confraternita Misericordia. Tutti si sono dati appuntamento in piazza Pirandello dinanzi al municipio per poi proseguire in corteo per via Atenea e dire il proprio no alla violenza. Il camice bianco a prescindere dal ruolo, ma la voce è univoca, no alla violenza. Dobbiamo essere tutti uniti, gli operatori sanitari, in questa giornata per ricordare una figura importante come quella del collega che è scomparso, che a noi ci colpisce doppiamente anche in quanto la figliola è un operatore sanitario che opera tra noi farmacisti che insieme ai medici in questi 2 anni di pandemia abbiamo dato il massimo al servizio della gente e continuiamo a darlo quotidianamente, che quotidianamente continuiamo a rischiare la vita per essere sempre accanto al cittadino e preservarlo da qualunque difficoltà in ambito sanitario. I camici bianchi, siano essi medici o infermieri, biologi o farmacisti, in piazza per chiedere più sicurezza. Sì, rappresenta sicuramente la sanità, rappresenta un sistema contro il quale alcuni individui, e non aggiungo altro, si scagliano per poter manifestare il proprio disagio, e non è così che si può più tollerare questa situazione. Sarebbe corretto un po' più di rispetto per gli operatori sanitari che sono in prima linea. Sicuramente un sistema
che dovrebbe garantire la cronicizzazione delle malattie direttamente a domicilio e non negli ospedali. In questo modo si garantirebbe più sicurezza snellendo il pronto soccorso. Camice bianco o divisa rossa della Croce Rossa? La professione sanitaria grida sicurezza. La sanitaria grida sicurezza perché anche la Croce Rossa è sempre sui luoghi, sugli scenari delle problematiche che possono essere o traumatiche o di carattere cardiocircolatorio, però in questo caso noi difendiamo quella che è l'incolumità dei sanitari in qualsiasi campo, sia nel campo delle emergenze che nel campo del lavoro quotidiano che si fa nei propri ambulatori. Medico e sindaco in camice per dire no alla violenza. Sì, non vedevo l'ora di rimettermi il camice prima di tutto. Sì, siamo qui riuniti, sono con tutti i miei colleghi, anche altro personale anche parasanitario. È importante quello che oggi noi stiamo facendo, è un segnale fortissimo, no alla violenza, al camice bianco in generale. Da eroi che eravamo nel periodo di Covid, adesso siamo spesso trattati male, violenza proprio contro noi medici, gli ultimi episodi lo dimostrano. Penso che questo sia un segnale forte che Agrigento e tutti i suoi medici vuole dare.